censure, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Palestina libera! Palestina libera! E Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Libera Palestine! Palestino Palestine! Questa è una roba che me la sogno di notte. Palestine come Frankenstein o Palestine che poi un attimino... Santa polenta, io non lo so da che parte state, ragazzi, io ho dei grossi problemi, persino a tavola. Tu dici, ma vivi forse in una famiglia comunista? Eppure a tavola io mi divido, io la penso in un certo modo, mia moglie Marta in un altro ancora, i miei figli Tabat ed Elia in un terzo modo, perché c'è anche il terzo modo, la visione studentesca della manifestazione. Tu dici, è venerdì, facciamo il ponte, no? Ogni venerdì, signori. A cosa serve manifestare per la Palestina? Non lo so, però hanno fatto qualche cosa, ma loro non manifestano per la Palestina, loro manifestano perché la flottia è stata bloccata in acque internazionali. 100 cortei in tutta Italia, Landini fieri delle piazze piene, Salvini paghi lui, Schlein giù le mani dallo sciopero. Questa è l'apertura del sito di Repubblica, il Corriere, sciopero per Gaza. Landini, questa giornata rende onore al paese. Salvini paghi chi l'ha organizzato. Milano, la CGIL, siamo 100.000. Mi siedo perché fino adesso ero stato in piedi e la Palestina libera mi alzava in piedi. Con un saluto a Natalia che ha la pazienza di seguirmi in regia. Quanta pazienza quest'oggi. Un saluto a tutti voi da Sammy Varin, perché oggi vado in onda dalle 13 alle 15. Non so se poi questa trasmissione meriterà anche una replica, ma cambiamo completamente narrazione. Perché avete scelto una radio che si chiama Radio Libertà. Altrimenti ascoltavate Radio Popolare, Radio 24, Rai 1, Rai 2, Radio DJ o non so quale, Radio Italia o qualcosa. No, cambiamo narrazione. Oggi in Potere al Popolo parleremo di cose che non vi aspettate, girando completamente la frittata, partendo dall'inizio, signori. Ho una canzone, un pezzo, c'ho anche la presentazione di un qualcuno che non vi aspettate, che ha fatto un qualcosa che non vi aspettate, perché siamo tutti qui a gridare Palestina libera, ma sono successe cose in queste settimane che sono già state dimenticate. Parliamo di Charlie, già quello che è stato ammazzato perché parlava, perché diceva cose che non piacevano a qualcuno. Loro sono bravi a manifestare, noi non siamo così bravi, anche perché se osiamo dire una cosa e loro non sono d'accordo, ci fanno fuori. Sto per trasmettervi per la prima volta un pezzo che sta circolando alla grande in internet in queste settimane, di tale Giulio Curatella. Arriva dalla Basilicata, è sicuramente vicino a noi della Lega e soprattutto vicino al generale Vannacci. Ha fatto una canzone che si intitola Charlie, Man of Freedom, l'uomo della libertà. Tra poco arriva, ma intanto sentiamo in un minuto, anzi 2 minuti, quello che si è inventato Giulio Curatella. Ascoltiamolo dal mio computer. Non sapete che cosa avete scatenato. Non sapete che cosa avete scatenato. Queste sono le parole con cui Erika Kirk ha commentato il terribile omicidio del marito. E queste parole hanno attraversato tutti gli Stati Uniti, tutto l'Occidente, tutto il mondo e sono giunte fino in Italia. E mi hanno colpito particolarmente, appunto perché ho percepito l'importanza, la rilevanza di questo tragico avvenimento. Io lo paragono alla morte di Martin Luther King, alla morte di Kennedy, cioè uno di quegli eventi che cambia il percorso della storia. Ci sono eventi che capitano e che sono paragonabili appunto a una sliding door, cioè qualcosa che cambia per sempre il corso della storia.
in Italia è passato un po' di tempo da quando c'è stato questo tragico evento. In America è ancora molto forte, si riempiono ancora gli stadi, le università per commemorare quel giorno e quella perdita. Ovviamente in Italia gli effetti si avranno più avanti nel tempo, ma io ho voluto realizzare questa canzone, Charlie, Man of Freedom, Charlie, uomo di libertà, per far giungere fino agli Stati Uniti d'America il fatto che anche in Italia abbiamo sentito in maniera molto forte questa tragedia e quindi è qualcosa che si sta diffondendo, al punto che questa canzone in anteprima è stata trasmessa proprio durante la trasmissione War Room di Steve Bannon. Quindi un evento di cui sentiremo parlare ancora molto e che avrà ripercussioni anche nella cultura, nella società, ma anche nella politica occidentale, perché quello che accade negli Stati Uniti poi si ripercuote in tutto l'Occidente e quindi anche qui in Italia. È una canzone che ho scritto io il testo, ma per musicarla mi sono avvalso dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non può essere un tabù, è qualcosa che può essere usato anche a fini creativi, a fini artistici, e quindi è qualcosa che fa parte della nostra storia, ormai della nostra quotidianità. E quindi spero che questa canzone sia ascoltata da più persone possibili, perché non dobbiamo limitarci a ricordare Charlie Kirk, dobbiamo diventare i suoi eredi. Siete pronti? Siete pronti? Come stiamo girando completamente la narrazione quest'oggi, al posto di parlare di Palestina libera, parliamo di Charlie, Man of Freedom, e questo pezzo proprio che è stato inventato da Giulio Curatella e musicato dall'intelligenza artificiale. Ascoltate. L'alba si è accesa sul cielo occidentale, tra i passi di chi corre e non sa pregare. Tu parlavi di Dio con il cuore sincero, in un mondo che voleva soltanto tacere. Camminavi tra piazze e università, con la Bibbia nel pugno e la voce che brucia. Non cercavi applausi né medaglie di gloria, soltanto verità da lasciare in eredità. Charlie, uomo libero, ti hanno colpito perché non hai avuto paura. Charlie, fratello nostro, il male non vince, la tua voce resta pura. Charlie, guerriero di Dio, la tua croce diventa bandiera sicura. Il colpo codardo ti ha strappato la vita, ma non il coraggio, ma non la libertà. Il tuo sangue è seme che nella terra germoglia, e ogni lacrima oggi diventa preghiera. Ti hanno ucciso per quello che sei stato, per un popolo che volevi svegliare. Ora il silenzio grida più delle parole, e la tua memoria nessuno la può cancellare. Charlie, uomo libero, ti hanno colpito perché non hai avuto paura. Charlie, fratello nostro, il male non vince, la tua voce resta pura. Charlie, guerriero di Dio, la tua croce diventa bandiera sicura. E proprio mentre il corpo ti abbandona, che sembra che trattieni il respiro, dal cielo Dio si affaccia e ti consola, e ti apre un pezzo di paradiso. Charlie, uomo libero, le tue idee camminano ancora tra di noi. Charlie, fratello nostro, il tuo sogno è il nostro punto di
guerriero di Dio, il tuo nome diventa luce che non muore. Charlie, uomo libero. Ma senti un po' come quel Sammy Varin ha cambiato completamente la narrazione di quest'oggi, mentre in tutta Italia, solo in Italia, si urla Palestina libera, Free Gaza e si trasmette anche un grande favore ad Hamas e all'odio verso sicuramente Israele, ma anche verso l'Occidente, Sammy Varin vi ha lanciato per la prima volta su queste frequenze Charlie, Man of Freedom, Charlie, l'uomo della libertà di Giulio Curatella, che prossimamente avremo in onda su queste frequenze. La prossima settimana ve lo intervisto. Si cambia completamente narrazione perché c'è qualcosa che non funziona. In questi giorni solo e soltanto la flotilla, solo e soltanto la sinistra, il Partito Democratico, una certa ideologia che ci pervade e ci fa pensare, chiaro, pensare a Gaza importantissimo, pensare alla gente che muore non soltanto a Gaza, ne muoiono tantissimi in Africa, ci siamo completamente dimenticati di chi muore di fame da quelle parti, o naturalmente ai confini con la Russia, in Ucraina. Che sta succedendo? Assolutamente nulla. Cambiamo la narrazione, perché qui se parli ti ammazzano, ma se non ti ammazzano ricevi delle minacce pazzesche. Anche se non parli veramente, ma se fai qualche cosa che dà fastidio a qualcuno. Ci colleghiamo con Cristina Irrera. Buongiorno Cristina. Ciao a tutti. Grazie per Grazie essere con mille. noi. Ma che? Grazie a voi. Grazie a te che sei una comunicatrice, anche tu, come lo era Charlie, come lo siamo noi di Radio Libertà, siamo comunicatori. E da brava comunicatrice forse hai parlato troppo in questi mesi, forse hai detto delle cose che non dovevi dire, forse hai denunciato delle cose che non dovevi denunciare. Cristina Irrera ha 26 anni, è segretaria del Comitato Sicurezza per Milano. Gli amici di questo comitato che abbiamo ospitati molte volte su queste frequenze nei nostri studi sono quelli diventati famosi e per andare giù, scendere le scale, andare in metropolitana e guardare quello che succede, le zingarelle che non rubano, proprio quelle, sono quelli che hanno lanciato la moda poi giustamente di andare a filmare queste zingarelle che rubano e che poi ti picchiano, che poi ti denunciano addirittura, sono quelli che hanno insegnato a Striscia la Notizia a fare questa cosa ancora anni e anni or sono. Beh, signori, la Cristina Irrera, te l'ho detto Cristina, hai parlato troppo e stai ricevendo da febbraio centinaia e centinaia di minacce di morte, avete capito bene, minacce di morte sui social che hanno diffuso. Va chi? Ti faccio vedere, Natalia, mostriamo, questi sono alcuni dei messaggi che Cristina Irrera sta ricevendo in questi giorni terribili. Appena ti becco finisci all'ospedale se sei fortunata, ti spacco la faccia se ti becco sappilo, ma anche robe molto molto più violente e volgari. Qua mi fermo perché sicuramente
stiamo affrontando un'altra narrazione, avete capito? Questa è Radio Libertà e certo gridiamo anche noi, Palestina libera, ci spiace di tutto quello che sta accadendo in Palestina, ci spiace che quelli della flotilla, poverini, adesso debbano tornare a casa, sono stati bloccati pure in acque internazionali, cose gravi, ma ci stiamo dimenticando ciò che succede nel nostro paese, a casa nostra. La libertà dove sta? Cristina, dici cosa sta succedendo? Un qualcosa che per fortuna ha anche dei palcoscenici in questi giorni perché ti stanno ospitando, sono rimasti tutti i colleghi giornalisti, sono rimasti tutti basiti a bocca aperta, meno male perché non c'è solo la flotilla che li fa rimanere a bocca aperta per giorni e giorni, ma anche questi fatti. Cosa sta succedendo, Cristina? Allora, io da febbraio ricevo minacce di morte su Instagram, sotto i miei post, tramite i commenti. Da luglio queste sono diventate costanti e pressanti perché non smettono di arrivare. Sono stata colpita io da questi commenti e sono state colpite tantissime persone attorno a me, tra i miei amici, parenti, familiari, anche conoscenti e non conoscenti, quindi anche soltanto persone che semplicemente mi seguivano tramite i miei social. Io su TikTok in particolare parlo di donne, di femminicidi, di emancipazione, di tutto quello che mi sta a cuore ed evidentemente a qualcuno dà fastidio parlare di argomenti del genere. Possono essere considerati a quanto pare argomenti scomodi, dove queste persone o questa persona, perché poi non si è ancora capito se è un gruppo organizzato, se è una persona singola che sta organizzando tutto questo, evidentemente non conoscono il concetto di confronto e quindi utilizzano queste scorciatoie perché mi vorrebbero fuori dai social, vorrebbero zittirmi, ma io sono tutti i giorni in TV e tutti i giorni sui giornali proprio per ripetere che io zitta non sto. Quindi se vogliono questo è quello che non avranno sicuramente. Il punto è che da 10 giorni è stato reso pubblico anche il mio indirizzo di casa e quindi questo è un bel problema. Allora, chiaramente diciamo a tutti coloro che ti odiano e ti vogliono far fuori che li aspettiamo qui, in via Bellerio 41 a Milano. Diamo anche il nostro indirizzo di casa. Fuori abbiamo l'esercito che li aspetta chiaramente, ma ho dell'olio bollente pronto al primo piano. Quando e come vogliono passare da queste parti, molto ma molto volentieri. Sto scherzando naturalmente, ma mica poi tanto. Abbiamo fatto un paragone sicuramente esagerato, mandando prima la canzone dedicata a Charlie, quel comunicatore americano che è stato ammazzato perché diceva cose che danno fastidio. Davvero, Cristina, la sensazione è che se cambi narrazione rispetto al pensiero unico, e il pensiero unico adesso è che è bello picchiare, violentare, dando ragione a tutti i migranti che fanno questa cosa perché sanno benissimo di essere impuniti, e se cambi narrazione, se cerchi di uscire da questo pensiero unico dicendo altre cose, sei morta, non puoi, non devi, devi vivere nel pericolo, ti può accadere qualche cosa. Ecco, che sensazione hai tu? E soprattutto, visto che hai avuto la fortuna, perché come dicevo, la Cristina Herrera è una comunicatrice anche molto conosciuta sui social, ha davvero un seguito pazzesco su TikTok. Che sensazione hai avuto dai media, dai giornalisti molto più importanti di Sammy Varin che ti hanno intervistato in questi giorni? Capiscono il problema, si rendono conto del momento che stiamo vivendo e che se dici una cosa fuori posto vuol dire, ribadisco e discoriba, che non sia d'accordo con il pensiero unico di sinistra, rischi la pelle. Si rendono conto i colleghi giornalisti fighi che c'è una narrazione completamente spostata da una parte o no, Cristina? Allora, io da tutte le persone che ho sentito, che mi hanno intervistato, ho sentito tanto supporto, ma veramente tanto tanto, perché oltre alle interviste poi c'erano le paroline carine, mi prendevano in disparte dicendomi tu non ti preoccupare, ne uscirai. Quindi ricevere questo supporto da chiunque, letteralmente, che sia di destra o sinistra, in questo caso a me non interessa, a me interessava ricevere il supporto che ha poi reso mediatico il caso.
Purtroppo in Italia sappiamo spesso come funzionano le cose, abbiamo visto con Fica.eu, abbiamo visto con mia moglie. Perché sono stati chiusi quei gruppi? Perché le persone hanno dato voce, si sono esposte, hanno denunciato, ne hanno parlato e allora le autorità poi hanno proseguito. Le autorità io so che sono dalla mia parte, che ci stanno lavorando, probabilmente a rilento, perché poi è scoppiato il caso Fica, è scoppiato il caso tutto il resto, tutto di contorno. Ovviamente il mio è stato semplicemente un caso tra tanti. Però sicuramente grazie a questo supporto che sto avendo da tante persone ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Sono molto contenta di quello che abbiamo raggiunto, perché non sono stata io ho semplicemente fatto il video, le persone hanno fatto tutto il resto e io veramente li ringrazio tantissimo, soprattutto a partire dal comitato di sicurezza. Ringrazio Mattia, ringrazio Nicolas, che si sono preoccupati, mi scrivono veramente mattina e sera. Ed è veramente un piacere anche essere qui. Grazie mille. Guarda, Mattia e Nicolas li abbiamo ospitati molte volte qui nei nostri studi e molto spesso arrivavano da noi con gli occhi pesti, menati da zingari e dalle guardie del corpo degli zingari, che poi sono quelli che incrociate anche voi che frequentate la metropolitana. Zingarelle ormai non sono più bruttine, messe male, vestite male, no, sono carine, vestite anche benino, per cui ti fa anche piacere se si avvicinano quando c'è tanta calca, eccetera, e tu ti senti quasi un po' omaggiato, dice, vuol dire che sono ancora bello, si avvicinano a me, si avvicinano per derubarti, caro ascoltatore. Beh, signori, queste zingarelle hanno cominciato a essere additate con fischietto e non soltanto a Milano come a Roma, come a Venezia, dove ci sono altri che portano avanti questa bellissima usanza di urlare attenzione, pickpocket, attenzione, ladri in azione, e poi le prendono, certo, poi le prendono. Forse è anche per questo che sei stata rincorsa verbalmente da tanti messaggi, che poi probabilmente, come dicevi in qualche intervista, c'è di mezzo anche l'intelligenza artificiale, perché non sono 10, 20, 30, 100, 200, ma sono migliaia e migliaia, quindi c'è qualcosa di mezzo, qualcuno che si diverte col computer, potrebbe essere. C'è un bot, sì, perché i messaggi sicuramente sono generati da qualcuno, da una persona proprio reale. È il servizio di bot che poi loro acquistano e ne fanno arrivare, perché io ne ricevo più volte al giorno, circa 150-190 commenti a volta, quindi 300 commenti, 400 commenti al giorno io li ricevo tutti insieme. A 150 alla volta, ecco. Pazzesco. Signori, la Cristina Herrera è in questo momento uno di noi ed è una di voi, ragazze, signore, signorine che ascoltate la radio, perché sarà successo anche a voi almeno una volta una cosa del genere. Mai stare zitti, quando si esagera denunciate, ma soprattutto quando non basta la denuncia fate come Cristina Herrera, telefonate a radio, a televisioni, perché non si può sopportare una cosa del genere, soprattutto nel caso di Cristina, semplicemente perché sta dicendo cose giuste, denunciando qualcuno che sta sbagliando, che sta rubando, che sta picchiando, che sta violentando, cose contrarie certo alla narrazione, perché qualcuno dice bisogna capirli, sì, i terroristi di Hamas, pure quelli bisogna capirli, secondo qualcuno. Per cui, Cristina, l'unico consiglio che Sammy Valenti può dare è continua ad apparire su radio e televisioni spiegando anche che cosa hai fatto, che cosa hai detto, per creare una reazione di questo tipo, perché a ogni azione corrisponde una reazione. Spiegando che è una cosa che forse dovremmo fare tutti noi, denunciare quando ci sono dei soprusi, additare il ladro, certo, che poi ti denuncia a sua volta, ormai è la contromoda. Cerchiamo di reagire a queste cose, facendoci vedere, facendoci sentire, ma soprattutto dicendo perché deve accadere una roba del genere se io sono nella legalità e anzi denuncio chi non è
nella legalità. Ci fermiamo, grazie a Cristina Irrera, inutile dirvelo, cercatela sui social, ma sono certo che nelle prossime settimane ci saranno buone notizie e magari peschiamo chi è il buon tempone, mi vengono altre parole, ma dirò buon tempone. Grazie Cristina. Grazie a voi, grazie mille. A presto, ciao, ciao, ciao. Cristina Irrera, cercatela certamente, questa fa parte della controinformazione. Cristina, stiamo diffondendo su Telegram il tuo indirizzo di casa, questo è solo l'inizio, in questi giorni verremo a casa tua con le Molotov, preparati brutta zoccola. Uno che ti scrive queste cose, voi come reagireste? Punto di domanda. Ci fermiamo, c'è la pausa, ma tra poco ritorno perché ve l'ho detto, la puntata di oggi è molto molto potente, la narrazione è completamente diversa a quello che vedrete e sentirete oggi in tutti i telegiornali. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ciao, io sono Lalalush e vi parlo del mio singolo I Love It. Questo brano house, dance, è molto allegro e parla di un momento di estrema libertà, di gioia, di autocelebrazione, ma nasconde un significato un po' controverso, quasi un po' oscuro, perché insomma dipinge quella volontà di tutti noi di voler esplodere, di voler essere liberi, proprio perché spesso la società ci fa sentire un po' oppressi. Questo è I Love It ed io sono Lalalush. Buon ascolto. Out of control, I can ride in my soul. I love it, out of control, and it's you that I want. I love you, out of control. I feel shine in my mood. I love it, out of control. It's my mind that I lost. I love it, out of control. I can feel all my body. I love out of control. I can feel in the ground. I love out of control. I feel shine in my mood. I love out of control. It's my mind that I lost. I love out of control. I feel shine in my mood. I love out of control. It's my mind that I lost. I love. Out of control, I can feel all my body. Love out of control, I can feel in the ground. I love out of control. I feel shine in my mood. I love out of control. It's my mind that I lost. I love out of control. I feel shine in my mood. I love out of control. It's my mind that I lost. I love out of control. I feel shine in my mood. I love out of control. It's my mind that I lost. I love out of control. I feel shine in my mood. I love
I can ride in my zone. I love it out of control, and it's you that I want. I love it out of control. I feel shy in my mood. I love it out of control. It's my body that I lost. I love it out of control. I can ride in my zone. I love it out of control. Pompami! Ma vai, che roba ragazzi, ma questa è house, techno, che cos'è? È roba che non posso mandare in rassegna stampa alle 8 del mattino, mi aspettereste fuori. E allora per fortuna ogni tanto capita che il Sammy Varin è in onda dalle 13 alle 15 e si può permettere anche questi salti di pompa, I love it, Lala Lush e Pietro Labonia. Ecco cosa nasce dall'incontro tra musica elettronica e cantautorato. Interessante. Con il buon pomeriggio rinnovato, sì, siamo proprio in diretta 13:37 ragazzi, non pensate, ma no, una registrazione di giorni fa, no. Se volete provare chiamate 0292 947222, vi risponderà una voce vera, niente intelligenza artificiale. C'è Natalia in regia quest'oggi e addirittura potrete entrare in diretta con Sammy Varin, ma attenzione perché adesso è il momento della censura che non facciamo noi ma che ci fanno i social quando arriva Chiara Soldani. Ciao Sammy, ammetto di essere colpevole, intanto saluto te ovviamente e tutti i nostri ascoltatori. E vai, ben ritrovata Chiara Soldani, la trovate su leggifuoco.it, anche in versione cartacea, si chiama Fuoco e oggi la narrazione Chiara è soltanto per Palestina libera, sciopero per Gaza, piazze piene, titola in questo momento il Corriere, qua 100.000 persone, dice la CGIL a Milano, e probabilmente è vero, attenzione, bisogna riconoscere una prova di forza, la vorrei chiamare io, molto forte per dire che cosa? So che tra poco la tua frase importante, altrettanto importante, è fuori la politica da Gaza. Fosse facile, signori. Dobbiamo riconoscere che noi, che non siamo di sinistra, ci risulta molto molto difficile fare manifestazioni così numerose e così spesso e volentieri ogni venerdì, ragazzi, a manifestare, bloccare il traffico, non ne siamo capaci, ma che moscioni siamo, non blocchiamo il traffico, non imbrattiamo neanche una statua in Piazza Duomo a Milano, ma dai, siamo vergognosi. Una narrazione completamente diversa oggi che vi facciamo, partendo proprio da questo, fuori la politica da Gaza, ma non soltanto però, perché intanto ad Amburgo c'è la musica che non può più entrare nelle scuole perché è illecito moralmente secondo la Sharia, c'è un'altra storia come quella di Saman che stava per accadere a Rimini, signori, cose che passano sotto traccia in questi giorni sui giornaloni perché c'è soltanto la flotilla e Palestina libera. Qua mi fermo, vediamo dove ci porta Chiara Soldani. Ti ringrazio Sammy, ovviamente mi unisco anch'io alla massima incondizionata solidarietà nei confronti di Cristina, alla quale veramente va un grande abbraccio e soprattutto un plauso per il suo coraggio, perché reagire, e questa chiaramente è la cosa migliore, di fronte a minacce morte e quant'altro, veramente le fa molto molto onore. Il fatto che voglia appunto vincere l'odio con il coraggio, io penso che sia decisamente la scelta migliore, chiaramente anche la più difficile, e quindi a maggior ragione sono dalla sua parte. Questo è un piccolo preambolo. Ovviamente, come preannunciavi tu Sammy, anche oggi raccontiamo una verità diversa rispetto a quella che viene preconfezionata e diffusa non soltanto sui social evidentemente, ma anche mass media, televisioni e quant'altro. Io mi sono permessa di dire fuori la politica da Gaza, perché mi pare che tutta questa politicizzazione, tutte queste bandiere di potere al popolo, bandiere rosse e non soltanto... Cos'hai contro potere al popolo? Questa trasmissione si chiama Potere al Popolo. Esatto.
È vero, Sammy, c'è il potere al popolo giusto e quello meno giusto. Ovviamente mi riferisco a tutte queste manifestazioni che vanno, tra l'altro, secondo me, a creare un danno ulteriore, perché i bambini che muoiono e i tantissimi civili, donne incluse ovviamente, non soltanto, che stanno subendo qualcosa di totalmente disumano, che non può essere bollato come propaganda o quant'altro, perché quello che accade a Gaza non può lasciarci indifferente. A livello umano, e chiaramente è una denuncia trasversale, dobbiamo denunciare tutte le vessazioni e le persecuzioni a qualsiasi popolo. Ricordiamo anche i nigeriani cristiani che vengono perseguitati, aperta e chiusa parentesi, perché anche in Yemen ci sono situazioni delle quali dovremmo parlare costantemente. Ma come ti dicevo, Sammy, credo che sia totalmente sbagliato attribuire una connotazione politica, parlo ovviamente anche della CGIL, per quanto riguarda il discorso Gaza. Credo che il tutto possa essere riassunto in maniera esemplare dalle parole di Pizzaballa, che dice: parlare di flottiglia, questi scioperi, queste mobilitazioni, soprattutto la violenza nei confronti delle forze dell'ordine, statue imbrattate a Milano, insomma, vengono sempre prese di mira, ma non soltanto, anche a Bologna e a Torino ci sono state manifestazioni molto violente, tutto fanno meno che aiutare i bambini che devono assolutamente avere il nostro aiuto incondizionato. Il governo italiano, lo sappiamo, è molto attivo, ci sono i corridoi umanitari, arrivano i palestinesi che meritano ovviamente tutte le nostre cure e la nostra migliore accoglienza, quindi mi piacerebbe veramente che anche tanti artisti, pur di far parlare di sé, evitassero, perché possiamo magari fare dei teatrini grotteschi su argomenti leggeri, ma di fronte alla morte e alla persecuzione di un popolo, obiettivamente penso che sia molto molto cinico. Anche perché, Chiara, ti interrompo un attimo, Prego. mentre parlavi mi veniva in mente, ma Sì. dove stiamo sbagliando? Che cosa potrebbe fare di più il nostro governo e che cosa non ha fatto? Perché, come dicevi, stiamo aiutando, ci sono corridoi umanitari che portano palestinesi qui in Italia per essere curati. Che cosa si potrebbe fare di più? Avremmo dovuto dichiarare guerra a Israele, forse? O cos'altro? Abbiamo deciso di riconoscere anche noi, anche l'Italia, di riconoscere la Palestina. Certo. Cosa manca? Cosa manca? Ma Sam, io credo che la grande colpa del governo sia la sua connotazione politica, cioè l'orientamento politico ovviamente a centrodestra. Avessimo avuto un governo di sinistra, io non lo so se queste manifestazioni sarebbero state così forti, così veementi. Anche perché quando c'era la sinistra non esatto. l'hanno mica riconosciuta la Palestina. Esatto. Esattamente, super corretto quello che dice, anche perché ricordiamo la questione israelo-palestinese non è certo scoppiata 2 anni fa, 3 anni fa o 4 anni fa, è una questione in realtà cronicizzata, della quale si parla adesso, perché chiaramente adesso possiamo anche strumentalizzare, ripeto, sulla pelle veramente della povera gente, e questa è la cosa assolutamente ignobile. E bisogna però anche denunciare il fatto che molti alimenti, molti aiuti umanitari specifici siano bloccati, perché per esempio quello che viene definito un po' il cibo super energetico, quindi marmellate, biscotti, miele, viene bloccato. Ecco, questa è una denuncia che ovviamente dobbiamo fare, perché il fatto che vengano presi di mira i bambini, soprattutto le donne che magari hanno più bisogno di questo cibo altamente energetico, è qualcosa di veramente agghiacciante. Quindi io dico, strizzare l'occhio a Israele, personalmente, come sempre lo sai Sammy, mi assumo le mie responsabilità, anche no, sinceramente, ma dall'altro lato strumentalizzare e fare di questa questione una battaglia politica la trovo veramente la scelta peggiore che si possa intraprendere, soprattutto in questo momento storico così delicato e così drammatico. Certo, e purtroppo è quello che sta accadendo. Trapela in questo momento dall'ufficio di Provita. Mi scrivono: nella mattina di oggi un gruppo di militanti PD e CGIL diretto alla manifestazione Propal di Roma ha lanciato uova contro la sede nazionale di Provita e Famiglia in Viale Manzoni, intonando cori offensivi come Provita, Provita, vaffanculo. Cioè, già che ci sono, Certo. se la prendono con le associazioni che, guarda un po', difendono la vita. Esattamente.
Esatto, eh sì, tutto il pretesto, diciamo, per fare confusione, per creare scompiglio e magari anche per farsi un weekend lungo, visto che chiaramente questo sciopero aggancia il venerdì, poi c'è sabato, domenica, quindi diciamo che Landini non li sceglie a caso i giorni, è sempre piuttosto lungimirante in queste scelte di calendario, ma polemiche a parte, chiaramente entriamo, se me lo permetti Sammy, anche nel vivo di altri argomenti che Certo. sicuramente faranno arrabbiare, perché riprendo un articolo molto interessante di Paolo Del Debbio che scrive sulla Verità: islamizzazione a scuola ad Amburgo. Ad Amburgo succede che chiaramente tutto questo buonismo, questa accoglienza, questo integriamo tutti, eccetera, stia portando dei risultati fallimentari. A parte il fatto che sicuramente ti ricorderai, Sam, abbiamo parlato di quella mega manifestazione di Muslim Interactive, movimento estremista. Quindi non stiamo parlando di musulmani, ma proprio di integralismo, di estremismo, che trova soprattutto ad Amburgo, chiaramente data anche la crescita esponenziale demografica di nuovi giovani musulmani, eccetera, trova grandissimo seguito e sicuramente un terreno molto fertile. Cosa succede? Nelle scuole pubbliche di Amburgo praticamente viene proibita l'ora di musica, poiché la musica, secondo i musulmani, chiaramente la musica non loro, quindi una musica trasversale, europea, diciamo così, viene definita haram, ovvero proibita. Quindi questo chiaramente è il loro nuovo appunto, quindi non soltanto le mense specifiche, ma anche adesso le vessazioni e addirittura atti di bullismo nei confronti dei bambini che partecipano invece a queste ore di regolarissima lezione di educazione musicale. Si parla appunto di moralità violata secondo appunto i musulmani. E ovviamente in questo caso noi non possiamo parlare di integrazione, perché lo ricordiamo sempre, l'integrazione è un processo bilaterale, non è unilaterale, non significa sottomettersi alla cultura altrui, perché chiaramente è in antitesi con l'integrazione. Si parla appunto di un'invasione culturale. Abbiamo ricordato appunto la carne halal, le mense specifiche anche in Italia, esempio Bologna, ma non soltanto, ormai è purtroppo una realtà assolutamente trasversale. E fortunatamente diciamo che i conservatori tedeschi, che vengono sempre bollati di razzismo, fascismo eccetera, dicono basta con le chiacchiere, bisogna agire. Il fatto che lo sappiamo, insomma, l'impronta che è stata presa appunto dalla Germania di questo buonismo, accoglienza eccetera, sta portando dei risultati fallimentari. Servono divieti, espulsioni e quote zero sull'integrazione islamica, perché rispettarsi significa rispettare anche gli altri. Nel momento in cui questo rispetto viene meno, chiaramente Sammy, di integrazione non possiamo parlare. E giustamente ricordavi anche un quasi altro caso Saman, fortunatamente quasi, perché cosa succede? A Rimini una famiglia d'origine bengalese praticamente perseguita la propria figlia, che è stata costretta alle nozze il 17 dicembre 2024, giovanissima, appena maggiorenne, quindi all'epoca era persino minorenne, costretta a sposarsi con un uomo molto più grande, ma non soltanto, e già questa è una cosa chiaramente inammissibile, è stata anche percossa, quindi ha subito violenze anche fisiche e soprattutto è stata persino drogata. Chiaramente la ragazza voleva ribellarsi e grazie ad uno stratagemma, visto che nonostante la giovanissima età era stata costretta anche a tentare, insomma, di rimanere incinta, questa ragazza ha deciso di sfruttare appunto in maniera molto ingegnosa questa richiesta da parte della sua famiglia, chiaramente musulmana, lo ribadiamo ma non c'è neanche bisogno di dirlo, per tornare in Italia, effettuare delle cure specifiche, degli accertamenti sul fronte fertilità appunto, ha denunciato il tutto ai carabinieri. I carabinieri di Bologna sono intervenuti, chiaramente insomma hanno preso atto e si sono mossi di conseguenza di fronte a questo fatto che sarebbe potuto degenerare, come purtroppo accaduto alla povera Saman. Pressioni culturali e soprattutto dei diritti che vengono costantemente violati, e anche in questo caso a casa nostra, Sammy, noi ci chiediamo come si possa accettare una subcultura di questo tipo che nega i diritti fondamentali, e mi chiedo ogni volta abbiano fatto le femministe, perché quando le femministe effettivamente servirebbero puntualmente non ci sono e non si fanno sentire, perché in questo caso stiamo parlando proprio di donne, ragazzine, addirittura bambine costrette al matrimonio, ma chiaramente vessate sempre indistintamente. E se questi fatti di cronaca non uscissero, tutto sarebbe ancora più insabbiato, quindi è
quasi positivo, direi, che queste notizie tremende emergano, in modo tale da poterci anche chiaramente rendere un po' edotti e soprattutto aprire gli occhi. Aiuti umanitari a Gaza, l'abbiamo già detto, fondamentale che arrivino, l'impegno del governo c'è, il governo tra l'altro è anche andato incontro a tutti coloro che pensavano, credo poco, a questa ipotesi di poter arrivare a Gaza fisicamente consegnando aiuti, quindi mi pare che su questo fronte davvero il governo Meloni sia molto molto poco attaccabile, Sammy. E noi torneremo su questo argomento minimo e chiederò tra poco ai nostri ascoltatori chi è che c'è in piazza in questo momento, chi c'è tra di loro, tra voi ascoltatori, o chi c'è, chi avete visto, chi pensate che ci sia in piazza in questo momento, magari il vostro vicino di casa comunista o magari al contrario qualcuno che tranquillamente vota centrodestra, vota Lega, vota Forza Italia. Datemi un'idea che non sia quella che sto leggendo su tutti i giornaloni. Intanto potete riattivare l'audio su Facebook, su YouTube, cari amici che ci odiate, perché salutiamo e ringraziamo Chiara Soldani. Grazie a te, Sammy, un caro abbraccio e un saluto a tutti, grazie. Grazie Chiara Soldani, cercatela su leggifuoco.it dove scrive, e anche in versione cartacea si chiama Fuoco. 13:52, sono in diretta, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco e lo disco riba, perché molti dicono ma no, non è lui, è un'intelligenza artificiale, Sammy Varin fa la mattina, fa la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 e poi dalle 11 a mezzogiorno, sì, ma oggi è venerdì e non è che ogni venerdì, ma capita che al venerdì a volte faccio il turno del pomeriggio. Santa polenta, vi devo spiegare tutto quanto. Fammi andare sul sito del Corriere. Sciopero per Gaza, piazze piene. Facciamolo vedere. Guarda Natalia, che quanta gente. Io rimango, t'ho detto, rimango stupefatto da una parte e dall'altra dico, ma forse ci dovevamo andare anche noi. Però dall'altra parte ancora dico, ma cos'altro poteva fare il governo italiano che non ha fatto? Punto di domanda. Queste sono le domande che rivolgo a voi ascoltatori, e potete rispondermi scrivendo un WhatsApp al 34067 09 659. Piazze piene, scontro tra Landini e Salvini, titola il Corriere. La CGIL dice qui 100.000, a Napoli tensioni al porto. E guarda che sfilza di manifestazioni. Milano, linee della metro aperte, caos nelle stazioni dei treni. Roma, mezzi pubblici, scuole, uffici pubblici, venerdì a rischio caos. Torino, le manifestazioni in città dopo le devastazioni delle OGR. Napoli, corteo verso il porto, CGIL, sono oltre 50.000. Veneto, i cortei a Padova e Venezia. Bologna, il corteo da Piazza Maggiore e la conta dei danni in stazione. Firenze, a Firenze siamo 60.000. Livorno, bloccato l'accesso al porto. Trento, scuole occupate, in migliaia in corteo. Bari, la Puglia si ferma per lo sciopero, 2 voli cancellati. Bolzano, presidio della CGIL in centro, scuole chiuse. Bergamo, 10.000 in corteo, stazione occupata e treni bloccati. Brescia, bloccata la tangenziale. È una bella dimostrazione di forza. C'è qualcuno che vuol parlare con me? 0292947222. Chiamatemi se avete coraggio. Una bella dimostrazione di forza. Weekend lungo? Livello basso, dice Landini. Che ne facciamo di Landini? Gli facciamo un monumento che nessuno chiaramente poi oserà imbrattare? Oppure cominciamo a pensare strano di questo Landini che tanti anni fa, pensate, ospitavamo su queste frequenze quando non era nessuno, faceva parte di quel sindacato sfegato che era anche un po' contro i soliti sindacatoni, no? Che cosa sta succedendo? Quale narrazione ci stanno imponendo? Ribadisco, forse gli diamo anche un po' ragione? Forse vorremmo anche noi essere in queste manifestazioni per dire a Israele basta, state esagerando ad ammazzare chiunque nella striscia di Gaza? O forse tra queste persone che stanno manifestando ci sono tipi strani?
Buongiorno, riguardo allo sciopero di oggi mi ritrovo, io che ovviamente sono al lavoro, con i figli fuori scuola grazie ai professori. Anche noi genitori mettono in difficoltà questi. È vero Manuela, è vero, io sono nella stessa situazione. Io sono qui che sto parlando in radio, i miei figli sono chissà dove, perché faranno sciopero, non faranno sciopero. Sai, non è più come alle medie, che alle medie poi per forza uscivano e ti avvisavano e sapevi dove erano. Adesso è tutta una sorpresa. Piantedosi se la prende con Piantedosi, fuori le palle, rivedi le regole di ingaggio per le forze dell'ordine per rispondere a delinquenti e teppisti di piazza, altrimenti vai a casa, l'Italia deve vivere. E ancora, sono prove di insurrezione. Dopo le prove del blocco Covid, di fronte ancora alle farneticazioni di Landini che voglio a processo e al silenzio dei suoi uomini, è purtroppo chiaro che ci vogliono portare alla guerra civile. Non è fantapolitica, ma razionale analisi, prendiamone atto. Viene un po' da pensare questa cosa. Poi, ripeto, guardi chi c'è dentro in queste manifestazioni. Buongiorno, io penso che la regia dietro a queste manifestazioni cerchi la tragedia, come successe a Genova, per colpire il governo. Capite che bisogna stare anche molto molto attenti in questi casi. Ancora, sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. La maggior parte dei Propal sono immigrati di prima e seconda generazione e anche recente. Stiamo attenti, se non apriamo occhi e orecchie siamo finiti, ci scrive Valenti. Fanno la rivolta sociale ogni volta che non possono governare, poi vanno al governo per fare politiche sostanzialmente di destra, ma se le fanno loro bene, se le fa la destra è fascista e chiamano alla mobilitazione popolare permanente. In realtà sono solo malati di potere. C'è una telefonata, la prendiamo al volo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Ciao Marco. Ciao Semmi. Ciao. Ciao. Allora. Senti, volevo chiedere una cosa, ma lo sanno quelli che stanno manifestando per la flotilla che stava portando 23 grammi di aiuti ad ogni palestinese? Praticamente il nulla cosmico? Grazie caro. Sì, abbiamo capito anche dalla rassegna stampa degli scorsi giorni che volevano semplicemente forzare il blocco. L'ultima navicella è stata arrestata nelle ultime ore, che zitta zitta continuava ad andare verso la costa, e costa che non c'è più. Il porto a Gaza non esiste più. L'abbiamo imparato anche questo leggendo tra le righe la rassegna stampa in questi giorni, quindi non avrebbero potuto approdare quelli del flotilla, nulla avrebbero potuto portare a Gaza. Quali altre riflessioni volete farci avere? Sono momenti importanti, ripeto, perché da una parte soffriamo tutti quanti per la morte di questi bambini sulla striscia di Gaza e per il trattamento, posso aggiungere questa cosa, una mia riflessione, per il trattamento che Israele ha avuto per queste persone, non soltanto negli ultimi 2 anni, posso anche capire la vendetta, anche se è una cosa bruttissima. La mia speranza era proprio che non ci fosse una vendetta, invece no, si sono vendicati anche troppo, ma forse era da 10-20 anni e forse più che questi israeliani riservavano un trattamento un po' particolare a queste persone che, trattate in un certo modo, si sono sentite quasi obbligate a rivolgersi ad altri, ai terroristi di Hamas. Guarda che queste sono meditazioni molto di sinistra. In questo momento c'ho un diavoletto e un angioletto sulle mie spalle. Il diavoletto che mi dice le cose di sinistra e l'angioletto che mi dice no, Sammy, non è vero, non è vero. Dove sta la verità? Sta naturalmente nel mezzo, ma io che sono un giornalista devo mettervi la pulce nell'orecchio. Allora grattatevi pure l'orecchio, io torno tra pochissimo dopo la pausa. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sono qui per i lavori socialmente utili. Serve qualcosa? No, serve che vai fuori dei maroni, dai. Max Angioni e Diego Abatantuono. Io c'ho la calamita per sti vecchi pazzi. Dovrebbero fare Ballando con le stampelle. Esprimi un desiderio. Dal 25 settembre al cinema. Sono Bob Ferguson, ero nel French 75. Leonardo DiCaprio. Hanno preso Will, la mia unica figlia, e ora danno la caccia a noi. Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Chase Infinity. Immagino che siamo al capolinea, eh? Non tu, da Paul Thomas Anderson. Una battaglia dopo l'altra, dal 25 settembre al cinema. Volete venire a Cat Francisco con noi? Tenetevi forte! Le cinture, gatti gabbi, si va? Per un'avventura gattastica! È ora di diventare piccola! Il fenomeno TV arriva al cinema! Abbiamo il glitter ovunque! Ovunque? La casa delle bambole di Gabby, il film! Dal 25 settembre al cinema! Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Drinking a coffee as the new day arrives. Listen to a music with 1,000 vibes. Searching again for what you never found. Seize the moment and get off the ground. How to be calm. How to be honest. How to be satisfied. How to be happy. To be happy, it takes a right mix. To be happy, it takes a right mix. A right mix. To be happy, it takes a right mix. A right mix. To be happy, happy, Someone can pray and say God only knows. Singing in the rain, and if you're lucky it snows. Spending the time with a beautiful crony. Having fun on a ship and a pony. How to be calm. How to be honest. How to be satisfied. How to be happy. To be happy, it takes a right mix. To be happy, it takes a right mix. A right mix. To be happy, happy, To be happy, happy, To be happy, Si intitola proprio così Right Mix, il giusto con Silver and Chrome. Attenzione, chi c'è dietro questo nomignolo Silver and Chrome? Prima di tutto l'abbiamo con noi Donatella Valgonio, ciao!
Ciao Sammy, e un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori, ciao. Grazie. Donatella Valgonio, adesso raccontiamo chi è dalla Valtrompia, ma c'è anche che ha inventato questa canzone, lo salutiamo caramente perché è un vecchissimo amico della nostra radio, Pietro Paolo Lissignoli dalla Franciacorta. Un'idea musicale non soltanto che ci riporta anche indietro nel tempo, a noi grandicelli, perché Donatella Valgonio ragazzi, è argentina, ma non è argentina nel senso della nazionalità, è la storica Argentina dell'Italo disco anni 80. Aspetta, prima ancora che tu dica qualcosa, Natalia, tira sul cursore, fammi sentire un pezzo di questo disco mix. Questo è un disco mix 45 giri, attenzione, siamo nel lontano 1986 con lo storico Baby Don't You Break My Heart. Sentite che roba, pompa sul cursore, vai. Living on tonight when the shadows rise. Maybe he's the lover that I want. My heart is going under. I'm crying like a baby. Sets my soul on fire. Ma sai quante volte che ho messo questo disco mix, ragazzi miei, mamma la fatica poi ogni volta di andarlo a cercare perché lo richiedevano, allora sai, mentre andava al disco dovevi alzarti, andare di là a cercare nei dischi mix, poi magari non erano pure in ordine per cui non lo trovavi. Però ne valsa la pena. Signori, Donatella Valgonio è lei, l'Argentina degli anni 80, il pezzo Baby Don't You Break My Heart, ma anche Let's Play Sexy Games e altre cosettine. Poi, parallelamente, sei diventata una raffinata cantante jazz, ma anche una collega di radio. E allora, senti, io qua mi fermo, mi chiudo la bocca da solo fisicamente e ti lascio raccontare, perché Donatella Valgonio qualcosina da raccontare ce l'hai, è vero? Grazie Sammy per aver rievocato i miei trascorsi. Ci tengo a dire che la canzone Baby Don't You Break My Heart e Let's Play Sexy Games è stata scritta da Charlie Cinelli, che è grandissimo Charlie Cinelli, anche lui valtrumplino perché è di Sarezzo, lui è un artista meraviglioso comunque, negli anni ha fatto un sacco di cose, principalmente in dialetto, anche se non solo. E qui che c'ha, capite, uno non se l'aspetta, dice ma come? Ma questo pezzo è in inglese, Charlie Cinelli multilingue, e quindi una cosa che non ti aspetti. Noi lo abbiamo trasmesso, Donatella, tante volte proprio perché la nostra radio è una delle poche radio che trasmette pezzi in tutte le lingue d'Italia, quindi nei dialetti siciliani, bergamaschi, bresciani, delle valli, piemontesi. Siamo stati forse la prima radio che ha osato trasmettere canzoni in lingua, in dialetto, partendo da Davide Van der Sfroos naturalmente, per cui non ci stupisce questa cosa di Charlie Cinelli, ma è stato un flash veramente potente. Ti ho interrotto, prosegui Donatella col racconto. Mi permetto di darti un consiglio, magari invitalo che racconterà un sacco di cose. Ecco, e, fra l'altro, per chiudere la parentesi anni 80, questa canzone, la prima canzone Baby Don't You Break My Heart, ci ha dato tante soddisfazioni perché ci ha permesso di arrivare anche in molti paesi all'estero. E fra l'altro è stata tradotta in giapponese, cantata da una cantante giapponese,
e qualche mese fa ho scoperto che è stato fatto anche una versione usando la mia voce accanto a un rapper cinese e quindi cosa dici? Sono soddisfazioni, vero? E come? Bene, però arrivando ad oggi io avevo un po' abbandonato l'idea di cantare, di fare dischi, no, di cantare no, perché come dicevi giustamente tu, ho anche una formazione swing con grandissimi musicisti, però non pensavo più di incidere i dischi. Mi è arrivata l'anno scorso una richiesta comunque dalla Romania. Un signore, Dan Coman, aveva scritto il testo di una canzone, me l'ha proposto e la musica è stata scritta da Fabio Ricci, che è un italo-svizzero. È stata pubblicata questa canzone da un'etichetta finlandese, la Flashback Record, e la copertina è stata fatta da uno spagnolo. Mi ha molto divertito questa collaborazione perché è quasi una collaborazione europea. Sì, cioè, ma capite, stiamo parlando con un pezzo grosso del passato, ma non soltanto, perché Donatella Valgonio, in arte argentina, non ha mai smesso praticamente di trasmettere emozioni con la sua voce, non soltanto anni 80, non soltanto italo disco, ma noi avremmo detto ai tempi disco music, c'è poco da fare, eccetera, Certo. ma ti sei aperta a tanti generi musicali differenti. Sì, principalmente allo swing. Io ho una formazione che va dal trio, anzi dal duo al trio, al quartetto, al quintetto, dove facciamo le canzoni dell'epoca d'oro dello swing, per intenderci canzoni che sono state colonne sonore di film musicali tipo Fred Astaire, Ginger Roger, queste canzoni insomma, e unitamente alla mia attività di speaker radiofonica. Dove ti possiamo sentire oggi? Sei ancora in onda, sì? No, non sono in onda perché data la mia età sono da luglio in pensione. Ma non ci credo, dai, data la mia età, attenzione, queste sono frasi tra virgolette, no, che dovete scolpire nel muro, perché data la mia età, ma un cavolo, perché l'Argentina è più tosta che mai e insomma la Donatella Valgonio mi pare che proprio qualche settimana fa ha fatto un'apparizione nel Bresciano dove hai raccontato e anche musicato le tue sensazioni degli ultimi tempi, quindi pensione sì, ma tra virgolette. No, per quanto riguarda la mia attività di speaker, io ho lavorato per le radio del gruppo del Giornale di Brescia, e il Giornale di Brescia ha 2 radio, oltre alla televisione, ho collaborato anche con Teletutto. Le radio sono Radio Brescia 7 e ci tengo a dire Radio Classica Bresciana, dove vanno ancora i miei annunci registrati, e negli ultimi 10 anni o più sono stata anche responsabile della programmazione, e Radio Classica mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Radio Classica Bresciana è una radio solamente musicale. La conoscete sicuramente se ci seguite dalla zona, perché è tra quelle veramente che non potete non incrociare girando nelle frequenze. E adesso, Donatella, che cosa è successo con questo pezzo Rai Mix, apparire con Pietro Paolo Lisignoli in questa nuova veste Silver and Chrome? Che cosa sta succedendo nella tua vita musicale in questo momento, questa scelta, perché? Cose simpaticissime, grazie a Pierpaolo Lisignoli che mi ha proposto di fare questa canzone. Inizialmente lui l'aveva scritta con il testo in italiano e io gli ho detto ma no, io non canto in italiano, ho cantato solo in inglese, e dopo qualche giorno, ma credo un paio di giorni, mi ha proposto il testo in inglese. La base era molto bella e mi era molto piaciuta,
e quindi in men che non si dica, perché Pierpaolo è un fulmine. Vero. E quindi in men che non si dica siamo andati in studio da Robin Marchetti, che fra l'altro è un polistrumentista, cantante, ha uno studio, il Rabbit Studio di Passirano, e abbiamo inciso la canzone con l'ausilio di Sonia Federici, che ha fatto i cori, essendo lei una corista di lunga esperienza, milita nel coro gospel Missing Gospel, se non sbaglio, e quindi è nata questa collaborazione con Pierpaolo che non mi aspettavo e che insomma mi ha dato gioia, come la canzone nel testo vuole trasmettere. Ho scoperto un Pierpaolo pure filosofo, perché lui dice delle cose assai profonde in maniera leggera. Vero, guarda che importante essere divulgativi anche nella musica, riuscire a sfiorare le giuste corde, le corde giuste per tutti, anche per quella tipologia di ascoltatori chi ha bisogno di essere sollecitata in questo modo. Per cui Donatella Valgonio con Pietro Paolo Lissignoli, Silver and Chrome in arte, e questa canzone è intitolata A Right Mix, a Rigged Mix, lo dico perché giustamente bisogna essere chiari, il giusto, che trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube, e che vi fa ballare, ci fa ballare a noi che abbiamo 20 anni, ma anche quelli un po' più grandi di noi. Certamente si può battere il piedino, si può comunque abbozzare un sorriso, che di questi tempi è una delle vittorie più incredibili, riuscire ancora a sorridere nonostante le cose terribili, pazzesche che accadono ogni giorno. Donatella, io mi permetto di chiederti cosa bolle in pentola, perché qualcosa secondo me bolle. La pensione sì, ma noi non sappiamo cosa sia, perché proprio tecnicamente non sappiamo mai se e quando avverrà. Tu che ci sei arrivata, facciamo bollire la pentola? Sì, facciamo bollire la pentola per quanto possibile. Innanzitutto c'è una novità riguardo alla canzone A Right Mix, perché proprio alcuni giorni fa Pierpaolo mi ha comunicato che pubblicherà la versione anche in italiano. Dai. Perché io sono molto contenta, perché lui si esprime benissimo anche in italiano, e la canterà Alex Bettini, questa versione italiana, che prontamente, quando sarà tutto completato il progetto, ti faremo sentire, ti faremo avere sicuramente. Volentieri, assolutamente. Senti, al tuo pubblico che cosa dici? Perché stiamo parlando, ripeto, con una che ha fatto musica negli anni '80, la disco music, italo dance, chiamatela come volete, ma ha fatto jazz e musica molto raffinata, ha fatto un fracco di radio nel bresciano. Che cosa dici al tuo pubblico, a chi in questo momento dice: ma cavolo, no, Donatella Valgonio l'ho vista in TV un fracco di volte, l'ho sentita in radio, eccetera. Dove diamo appuntamento? Perché il pubblico si ricorda di te. L'appuntamento più vicino è il 17 di ottobre in una sala cinematografica, però non mi ricordo esattamente il nome, a Cellatica, però non credo che ci siano tante sale cinematografiche a Cellatica, perché verrà proiettato un film e io ho partecipato come, tra virgolette, attrice. Ma dai. È un film che rende omaggio a un pittore ormai scomparso negli anni '70 di Travagliato, Bignotti. Io in questo film faccio la parte della moglie che non era d'accordo in questa sua attività di pittore. È stato anche molto sfortunato Bignotti, perché finalmente aveva deciso su sollecitazione di un regista di fare una mostra
a Brescia, ma l'inaugurazione era prevista il 28 maggio del 1974 e tutti voi sapete che quel giorno scoppiò la bomba in Piazza della Loggia, quindi non si fece l'inaugurazione, non fece mai la mostra. Dopo qualche anno lui morì senza mai esporre, però rimangono i suoi quadri. E il comune di Travagliato ha pensato bene di commissionare a Massimo Grandi questo film per ricordare anche un suo concittadino. Certo. E quindi un bellissimo gesto e soprattutto capite che cos'è la cultura, è un qualche cosa che va al di là della canzoncina, non è solo la canzoncina, ma è un voler portare avanti messaggi, strappare un sorriso, far pensare la gente. Tutto questo è cultura e tutto questo è anche territorio, è amore verso il proprio territorio quando riscopri artisti, personaggi del territorio, come farà in questo caso la Donatella Valgonio il 17 ottobre a Cellatica in provincia di Brescia. Donatella, non possiamo veramente che essere felici di averti risentito in diretta, anche se ribadisco il concetto, tu non lo sai, ma spesso e volentieri ti trasmettiamo con Rai Mix, la disco music anni 70, anche qualche chicca appunto jazz, perché sono riuscito a trovare su YouTube degli spezzoni. Il prossimo che trasmetterò è tratto dalla televisione, sono un pazzo furioso, d'altronde però sono registrati bene pure, per cui voglio investire i nostri ascoltatori di un po' di raffinatezza territoriale, visto che gli artisti, quelli famosi a livello nazionale che vanno in onda su tutte le radio commerciali, già li conoscete perché ogni tanto girate su Radio Italia, su RTL, su Radio Monte Carlo, ma quelli territoriali no, perché non fanno business. E allora ci pensiamo noi di Radio Libertà. Per cui, Donatella, restiamo in contatto, ci stai? Grazie Sammy, e ti faccio i complimenti a te e alla tua radio, perché c'è bisogno di emittenti che conservano lo spirito con le quali sono nate le radio libere. Si chiamavano le radio private all'inizio, ti ricordi? Si chiamavano radio libere, e mandavamo in onda quello che ci piaceva, andavamo alla scoperta. Ora le radio al 99% non lo possono fare perché sono in mano alle case discografiche e quindi passano solo gli artisti delle case discografiche grandi, insomma. Sì. E una radio come Radio Libertà è preziosissima per dare la voce a tutti. Grazie davvero Donatella. Sì, è vero, le radio libere ormai sono radio occupate dal business, dai contratti pubblicitari, dai cambi pubblicitari e comunque la pagina di computer che ti capita davanti è già tutta programmata e quindi vedi dei riquadretti, ogni riquadretto è una canzone e tu devi soltanto annunciare o disannunciare quella canzone e devi fare anche in fretta perché poi dopo ne parti un'altra automaticamente. Qui invece è proprio così, Donatella, ogni speaker, ogni giornalista si sceglie la sua musica, si sceglie la sua scaletta musicale, nessuno ci impone niente e questo è fantastico e come dicevamo ci riporta indietro alle vecchie radio che ormai non esistono più perché ormai ogni radio cerca di darsi arie e quindi fa piccoli contratti con questo, con quel, piccoli o grandi contratti con questo o con quell'altro artista, o se non li fa comunque imita le radio più importanti perché se questo pezzo lo trasmette RTL poi ti arriva la digital delivery e cosa faccio? Non lo trasmetto, eccetera. Tanta pazienza, ma noi ci ribelliamo e la nostra ribellione piace comunque agli ascoltatori perché quelli che girano su Radio Libertà sono appunto quelli stanchi, stufi della solita musica. Donatella Valgonio, buona musica, alla prossima. Alla prossima, grazie a Radio Libertà e un abbraccio a te Sammy.
Ciao. Grazie, ciao, grazie Donatella Valgogno. No, mi fa piacere, quando mi fanno i complimenti poi me la tiro, svolazzo, no? Sono qua che svolazzo, no, aspetta che mi aggrappo che sennò vado sul soffitto. 14:25, sì, siamo in diretta ragazzi, c'è Sammy Varini in diretta, oggi dalle 13 alle 15, ma chi l'avrebbe mai pensata una roba simile? Sì, ogni tanto capita che di venerdì lo facciamo strano, e se lo facciamo strano io sono qui a leggere anche i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659 su quanto sta avvenendo. Ragazzi, qui Repubblica sta esagerando, ma forse no. L'apertura del sito di Repubblica è 100 cortei, già più di 1 milione in piazza. Più di 1 milione di persone oggi in piazza. Per che cosa? Per aumentare lo stipendio agli italiani, per la sanità che non riesce a star dietro alle visite mediche, per i poveri che non riescono a arrivare a fine mese. No, per Gaza, per la Palestina libera. Ripeto, un qualcosa che da troppo tempo abbiamo lasciato indietro, anche noi giornalisti ce ne siamo fottuti in questi ultimi decenni, perché comunque la notizia del ragazzino che aveva tirato una pietra ai soldati palestinesi e per tutta risposta i soldati palestinesi lo hanno ammazzato, non era più una notizia. Vero? Mea culpa. Io che ho passato anni a leggere i notiziari su Radio Italia anni 60 con Ida Narducci, forse qualcuno si ricorderà di noi, è vero, molto spesso scartavamo queste notizie perché erano quotidiane e non facevano più notizia. Errore? Sicuramente sì. Ma adesso si è girata completamente la frittata in un odio, l'azione-reazione, in un odio verso Israele e per la proprietà transitiva dell'uguaglianza per l'Occidente. Diamo ragione ad Hamas, diamo ragione agli immigrati che arrivano e arriveranno nel nostro paese senza rispettare le nostre leggi, rispettando le loro leggi e con un astio verso l'Occidente, perché non riescono ad avere un lavoro come il nostro e noi dovremmo capirli, comprenderli, come dobbiamo capire Hamas. Belle meditazioni, mica tanto belle, però io sono qui per mettervi il dubbio davanti a ogni cosa, anche davanti a queste incredibili manifestazioni pro flotilla, che siamo obbligati a guardare e a rendervi conto. E tutti i telegiornali oggi parleranno esclusivamente di queste manifestazioni. Noi ve le citiamo, ma vi chiediamo anche che cosa ci sia dietro. E mi state scrivendo tanti messaggi e mi fa piacere. Caro Sammy, sempre forte, una precisazione: tra i vicini di casa di Israele ci sono senz'altro brave persone e famiglie che vorrebbero vivere in tranquillità, ma ce ne sono tante che non vogliono questi vicini di casa, al punto che da decenni e pure prima li vorrebbero cancellare. E ricordiamolo, sì, Hamas ha nella sua Costituzione proprio la cancellazione di Israele, e mica solo Hamas, anche l'Iran e molti altri che magari vi fanno la pizza qui in Italia. Viva comunque la sicurezza e la valida educazione ed istruzione per i nostri figli e nipoti, magari senza mainstream in uso. La tua e la vostra radio è una rara, se non unica, fonte di valida informazione ricercata. Non lo so, caro mio, ti ringrazio i complimenti, non lo so, però dico soltanto che quello che diciamo su queste frequenze non li dicono sulle altre. Alberto, ho costeggiato oggi la manifestazione di Milano, bella ciao a tutto volume, e oltre il 95% di quelli che sfilavano erano chiaramente di sinistra o estrema sinistra e tanti studenti indottrinati. Ecco, interessante questi indottrinati, che sono studenti che magari non sono di sinistra, ma a continuare a sentire queste cose
assorbono come spugne. Non più di 20.000, 30.000 persone, altro che i 100.000 sbandierati da Landini, ma i notiziari della RAI sbandierano una grande presenza di persone di ogni ceto sociale e di ogni opinione politica. Falso. Tante famiglie mai viste e numeri record di presenti, ma la RAI non era Telemeloni, ci scrive Alberto, che ringraziamo. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante, signori, tranquilli, c'è la pausa e poi continueremo a parlare di cose di cui non si parla, perché troppo spesso sono cose che danno fastidio. Pausa, torniamo tra poco. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno a tutti. Allora, no, scusate, sono Alberto Acerbis. No, mi viene da ridere perché io non so più, siete in tantissimi. Allora, non è che voi dovete ordinare da noi oggi per oggi. Noi abbiamo l'urgenza, hai bisogno per domani, 2 giorni ti arriva. Però i nostri prodotti sono prodotti freschi, volutamente freschi. Se poi ti piace roba confezionata che rimane nel magazzino una settimana, un mese, 20 giorni, è un altro discorso. Dicendo questo parlo delle creme. Mi chiama una signora e dice: ma io vorrei la crema, me la consigliate per oggi? Mi chiama la mattina, di Bolzano, Potocetto, e come faccio? Allora, facciamo le cose fatte bene. 3 giorni la consegna, 3-4 giorni. Quindi, se volete la crema alla bava di lumaca a Rimas o lo sciroppo o il gastro free per la gastrite o l'ACUC2 per i dolori articolari, leggete l'opuscolo. Andate su olioacerbis.com, olio oppure sezione integrazione, sezione cosmetica, e prenotate. E quando vedete come ci è conosciuto Radio Libertà, un omaggio per voi. Il trasporto non è gratuito, parlando delle 3 creme alla bava di lumaca Rimas, 3 creme alla bava di lumaca biologica. Se voi andate in farmacia, Sor Dutour, vorrei una crema alla bava di lumaca biologica certificata da BioCert Italia in soluzione all'80%, cosa mi fa spendere? Ti chiedono 45 euro ed è il suo prezzo, che sia biologica, fatta in Italia con certificazione, è una cosa seria. Ecco, una 45 euro. Io stamattina però, se volete chiamare 030 68 40 408 per l'inverno, non sto scherzando, 3 creme Rimas, 79 euro. Siamo in raccolta alla bava, abbiamo disponibilità, io sono fatto così, mi piace far così, oppure visitate olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ciao ragazzi, sono Mauro Masè e sono molto contento di presentarvi il mio nuovo singolo Io Vivo. La mia storia è adesso, attraverso una chitarra e un pianoforte. Ringrazio Radio Libertà, un saluto a tutto lo staff e a Sammy Varin e un saluto a tutti voi di cuore. Ciao da Mauro Masè. Vivo intorno a giorni vuoti, sento rumori silenziosi, parlo da solo con i muri, guardo giornate e cieli grigi. Vivo le mie malinconie, sento violenze e ipocrisie, guardo il mondo che va giù, provo qualcosa che di più.
di più, di più, di più. Vivo le sere accanto a un pianoforte che sorride, sorride appena chiede te. Vivo le mie giornate con una chitarra che si sente dolce e vuole te. Vivo in questa mia città, sento un po' di ingenuità, guardo la gente che va via, trovo qualcosa ancora mia, 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 mia. Io vivo le sere accanto a un pianoforte che sorride, sorride appena chiede te. Vivo le mie giornate con una chitarra che si sente dolce e vuole te. Vivo addosso a quelli che sento la vita che non c'è. Guardo attentamente che ci sei anche tu e chiedi amore ma non c'è. Radio Libertà è tutta un'altra musica, eh sì, qui siamo nella bella musica italiana, sembra di tornare indietro nel tempo, e invece questo pezzo è nuovissimo. Mauro Masè, si intitola Io Vivo, la sua ultima canzone, corredata anche di un bel video, ma Mauro Masè è un artista tutto da scoprire, soprattutto se vi piace Lucio Battisti, perché nel suo passato si è distinto per una voce similissima a quella del grande Lucio, poi c'è stata un'evoluzione importante che ci ha portato anche a pezzi come questo, molto molto forte. Io Vivo, con Mauro Masè siamo arrivati alle 14.38, il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin è in diretta particolarmente oggi venerdì, normalmente sapete faccio la rassegna stampa la mattina, oggi in via del tutto eccezionale il pomeriggio dalle 13 alle 15, ma se faccio il bravo magari ci sarà qualche replica nel weekend, sì, narrazione completamente diversa a quella che ascoltate su giornali e telegiornali quest'oggi, che parlano esclusivamente delle manifestazioni pro Gaza e qualcuno magari anche pro Hamas. Noi parliamo di territorio, già, con un abbraccio ai tanti territori italiani del nord, ma anche del sud, che nelle ultime ore, negli ultimi giorni sono andati sott'acqua, e spesso e volentieri, avete sentito, c'è scappato anche il morto, e se non c'è il morto ci sono danni gravissimi che purtroppo sono ridondanti, poi ritornano a distanza magari di una settimana. Bisogna mettere le mani avanti, bisogna cercare di prevedere queste alluvioni, e tu dici, ma come si fa a prevedere le alluvioni? Beh, un'occhiatina al territorio la si può dare, e allora ci colleghiamo con Cassano Magnago in provincia di Varese, solo casualmente la città dove vive il sottoscritto Sammy Varin è un caso, ma queste cose stanno avvenendo in troppe città, in troppi paesi, e spesso e volentieri si guarda, si pensa ad altro. Con noi abbiamo il portavoce del Comitato Sud di Cassano Magnago, Lillo Bevilacqua. Ciao Lillo. Buongiorno a te Sammy, ciao, buona giornata. Grazie per essere con noi. Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Come hai accennato te,
l'oggetto in questione è il consumo del suolo e l'inevitabile problema dei torrenti che si gonfiano. E attenzione, siamo nominato qui, dissesto idrogeologico, per intenderci. qui siamo a Cassano Magnago in provincia di Varese, ma è come se parlassimo di tante altre zone d'Italia. Ha detto bene il Lillo, il consumo del suolo. Anche certamente bisogna usare i soldi del PNRR, li abbiamo, cosa facciamo? Non li spendiamo, e molte volte si tirano su cose magari che forse c'era davvero bisogno di questa cosa, e magari la si tira su quella costruzione in zone dove può essere pericoloso. Sto esagerando sicuramente, ma qui mi fermo. Lillo, raccontaci cosa sta succedendo a Cassano Magnago, dove non c'è la Lega che governa. Questa è una cosa solo tra parentesi. Lillo. Allora, intanto faccio un piccolo cappello. Cassano Magnago è una piccola cittadina, in realtà è una città di 22.000 abitanti, dove a confine con Cassano Magnago ci sono città come Busto Arsizio, Gallarate, Solbiate Olona, Fagnano Olona. Il tutto, questo comprensorio, ha più di 200.000 abitanti. In questa cittadina negli anni 90 è successo, e anche nelle cittadine vicino, che per 2 o 3 volte sono usciti i torrenti. Stiamo parlando del torrente Rile, del torrente Tenore per intanto. Ecco, negli anni 90 sono successe queste catastrofi, perché parlavamo di 10 miliardi di lire nel 1992, di molte aziende chiuse per inondazioni, di molte case, di molte famiglie che stavano finendo di pagare il mutuo e sono dovute ripartire da zero perché gli stanziamenti dello Stato non ci sono state in questa piccola cittadina della pianura padana. E in buona sostanza cosa dice Lillo Bevilacqua del Comitato Rione Sud? È una richiesta, non è neanche una preghiera, ma è solamente una maniera di porsi verso le istituzioni. Perché? Il vicino comune di Cairate a settembre dell'anno scorso è riuscito ad avere dei fondi per fare una vasca di laminazione sul Tenore, una vasca di contenimento. Un po' la sentite meglio sul Seveso perché Milano è importante, e in questi giorni abbiamo visto come quella vasca che è stata fatta sul Seveso qualche problema lo ha dato. Siamo vicini agli abitanti di Meda perché hanno avuto né più né meno quello che abbiamo avuto noi negli anni 90, e la preghiera di questo comitato è rivolta al sindaco, ai capogruppi dei partiti di Cassano Magnago, che siano di destra o di sinistra non importa, di cercare di fare squadra e di cercare, se non in regione, anche nella comunità europea, se ci sono dei fondi per mettere in sicurezza questa benedetta città, che è una bella cittadina. Siamo proprio al chilometro zero di Pedemontana. Sapete cosa vuol dire quando è arrivata Pedemontana? Le nostre aree di spagliamento purtroppo, ahimè, si sono ridotte, però siamo tutti contenti perché l'autostrada passa vicino, però in realtà queste ultime piogge, bisogna dire la verità, il torrente Rile nella zona di Via Boscaccio è uscito, è andato nei boschi, si vocifera che è entrato anche in un capannone, ha fatto pochi danni, però è successo, mentre il torrente Tenore, prima parlavo del Rile se non sbaglio, il torrente Tenore è arrivato a poche decine, a una decina di centimetri dalla tracimazione. Ecco, da una parte c'è la zona residenziale dove risiedono circa 6.000 persone, dall'altra parte c'è la zona industriale dove risiedono un po' quelle attività che danno da mangiare alle nostre famiglie. Adesso chiedo, non è più conveniente mettersi a un tavolo di trattativa e riuscire a capire cosa si può fare per questi 2 torrenti, che non sono gli unici di Cassano ad avere problemi? C'è anche il Val Pozzolo, poco conosciuto, ma per i
residenti delle zone delle Candie sanno benissimo, quando si nomina il Valpozzolo, la problematica qual è. Quindi signori, parliamo di Cassano Magnago in provincia di Varese, ma stiamo parlando anche di casa vostra, ovunque ci ascoltiate. Ormai il tempo è diventato un punto interrogativo, ma ditelo se volete la parola magica, ditelo il cambiamento climatico, ma ditela pure, qualunque cosa sia, bisogna interessare chi comanda nelle nostre città, nei nostri paesi. Bisogna guardare avanti. Spendere soldi? Sì, per mettere in sicurezza la popolazione che non ha soldi per cambiare i mobili una volta al mese e troppo spesso, abbiamo visto anche nelle scorse ore al sud, ci scappa il morto. Lillo Bevilacqua, cos'altro aggiungere? E naturalmente l'appello che facciamo a chi ci ascolta nella politica. Parliamo di Cassano Magnago, ma parliamo anche di altre città, di altri paesi. Ci devono essere delle risposte quando i cittadini sono preoccupati. Cosa aggiungi, Lillo? Aggiungo semplicemente che dopo le alluvioni degli anni 90 il Comitato per la difesa dei cittadini dalle inondazioni di Cassano Magnago ha fatto una pressione incredibile presso l'allora sindaco Domenico Slenghi, che oggi purtroppo non c'è più, e lo stesso Domenico Slenghi interpellò la regione nella persona dell'allora, anche lui purtroppo defunto, dell'allora presidente della regione Maroni, che venne sul territorio, vide i danni che le aziende e le famiglie subirono, e nel giro di pochissimo, di qualche mese, arrivarono i fondi per fare su un solo torrente, sul torrente Rile, le vasche di laminazione che, pensate un po', partono dal Milanello, dove il Milan gioca a calcio, e arrivano sulla collina di Sant'Agnese di Cassano Magnago. Parliamo di un territorio vasto 7-8 chilometri dal Milanello a Cassano Magnago. Vennero fatte queste 5 vasche che oggi proteggono ancora abbastanza bene il territorio di Cassano Magnago. Però cosa è successo in questi anni? Nel frattempo le acque di Sogliano, perché Cassano è fatto in questa maniera, c'è la pianura di Cassano Magnago, dove il Comitato Rione Sud continua a pestare i piedi perché ci sono problemi idrogeologici e non solo, e poi c'è la parte collinare. Perciò la parte collinare di Cassano Magnago ha convogliato delle acque nel torrente Rile dopo il cimitero, e dopo questo convogliamento di acque la situazione è sempre stata un po' precaria. Adesso bisognerebbe avere fondi sia per un torrente che per il tenore, che il tenore veramente dà problemi. È arrivata a Pedemontana, ci ha tolto degli spazi di spagliamento, ha fatto delle opere fantastiche perché ha raddoppiato il sottopasso dell'autostrada dove uscivano i torrenti, dove i torrenti venivano frenati, perciò hanno fatto tanto, ma bisogna fare di più. Bisogna che i politici, quelli importanti, interpellino i comitati, i cittadini, il sindaco di questa città, perché se qui servono 10 milioni di euro o 30 milioni di euro, bisogna spenderli, perché intorno a Cassano Magnago, ripeto, ci sono 200.000 abitanti, e se una zona così industrializzata dovesse finire sott'acqua, veramente non ce n'è più per nessuno. Grazie Sammy. Mettiamo le mani avanti a Cassano Magnago in provincia di Varese e in tutte le zone d'Italia dove esiste questo pericolo. Grazie al portavoce del Comitato Sud di Cassano Magnago, Lillo Bevilacqua. Buon lavoro Lillo. Grazie. Grazie a voi ascoltatori.
sto per andarmene, prima però qualche appuntamento da non scordare, signori. So che mi ascoltate anche per questo. Cosa si muove? Allora, Feste Sagre le sentirete domenica alle 12:30, il Magna Magna, anche quello è attesissimo. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, e ce ne sono. Ad esempio questa domenica 5 ottobre alle 15, signori, c'è Roberto Vannacci a Prato, Toscana, ma anche a due passi, insomma, da Bologna. Domenica 12, domenica 13 ottobre. Ragazzi miei, decidete voi che cosa fare nella vita, però il 5 ottobre c'è Vannacci a Prato, il 12 e 13 si vota in Toscana. È il caso di cominciare a pensarci seriamente e magari a pensare di girare la pagina. La Lega delle Idee, domani, sabato 4 ottobre, invece in quel di Novara, all'Hotel Europa, si parla di Lega, ma soprattutto si portano le vostre idee. Alle 10:30 di domani, sabato 4 ottobre, i saluti introduttivi di Massimo Giordano, segretario provinciale della Lega. Poi arrivano Matteo Marnati, assessore regionale all'ambiente, e Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio regionale piemontese. Alessandro Canelli, sindaco di Novara, alle 11:15 per parlare di territorio con il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda. Alle 11:45 il Qui Parlamento, che avverrà all'Hotel Europa di Novara con Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, responsabile unità fisco della Lega, e Riccardo Molinari, deputato della Lega e capogruppo della Lega alla Camera, oltre che segretario della Lega Piemonte. Chiaro che se mi ascoltate dalla zona di Novara, domani sabato 4 ottobre non andate da nessuna parte se non all'Hotel Europa di Corso Felice Cavallotti 38 per parlare di territorio e per avere anche delle buone nuove. Con Alberto Gusmeroli, signori, si parlerà certamente di cartelle, di rottamazione quinques e di cose che servono anche per uscire dall'incubo di chi non riesce a pagare le tasse. Non è finita. Cinisello Balsamo, qui siamo a due passi da Milano, visto che la narrazione dice che la sinistra è stata bravissima, ha portato quanto 1 milione di persone oggi in piazza per difendere la flotilla, signori. Capite il bombardamento che ci hanno fatto in queste settimane, giornali e telegiornali, le dirette speciali con la flotilla, a cosa è servito? Già. E poi tutti scendono in piazza per dire no, basta con questa guerra, e forse Hamas qualche buona ragione ce l'ha per ammazzare la gente facendo terrorismo. Il centrodestra scende in piazza contro la violenza e l'odio della sinistra. Signori, domenica 5 ottobre, questa domenica, alle 9:30 in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo, a due passi da Milano, si scende in piazza con i consiglieri di maggioranza della Lega e spero non soltanto. Basta aggressioni alle forze dell'ordine, basta imbrattamento dei muri, basta violenza verbale sui social, ne abbiamo parlato anche quest'oggi con quello che è successo a Cristina Herrera, basta danni alle nostre città, e potrei proseguire con i basta. Ci sarà Silvia Scurati, Roberto Di Stefano, Romano La Russa, Sandro Sisler, Giuseppe Berlino, Gianluca Comazzi, Alessandro Sorte, Franco Lucente, Giacomo Ghilardi, gli assessori di Cinisello Balsamo e non soltanto. Se siete in zona, la gazebata di questa domenica 5 ottobre dalle 9:30 in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo in provincia di Milano. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, certo, con Gemma Peri
Si parla di Toscana, l'abbiamo intervistata l'altro giorno, una giovanissima candidata al Consiglio regionale toscano. Domani, sabato 4 ottobre alle 20:15, la giovane candidata della Lega, Gemma Peri, vi aspetta al ristorante Sassomatto, località Campogialli, nella zona di Arezzo. Con chi? Arriva Armando Siri, coordinatore dei dipartimenti della Lega, responsabile della scuola di formazione politica. Il senatore Armando Siri con Gemma Peri e tanta buona politica locale della Lega e del centrodestra questo sabato 4 ottobre alle 20:15 alla località Sassomatto, scusate, al ristorante Sassomatto, località Campogialli, in provincia di Arezzo. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio. Facciamo i complimenti a Rossano Sasso, che è sempre in tournée, ragazzi, con il suo libro Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Nelle scorse ore era proprio in Toscana e ragazzi, questa sera tutti a Reggio Calabria, almeno chi abita nella zona, se avete parenti, amici che nella zona abitano, questo weekend si vota in Calabria e mi pare di capire che non ci sia storia. Sarà che a furia di gridare viva la flotilla, Gaza libera, Palestina libera, la gente poi si guarda intorno e dice sì vabbè, però qua non arriviamo alla fine del mese, questi se ne fottono del territorio e allora in Calabria si voterà centrodestra. Oggi, venerdì 3 ottobre alle 18 a Reggio Calabria, Piazza De Nava, arriva Matteo Salvini, arriva Roberto Vannacci, arriva Claudio Durigon. Salvini, Vannacci e Durigon questa sera alle 18 a Reggio Calabria, Piazza De Nava. E salutateveli. Meditazione carina carina che è comparsa su dove siamo qua sul Corriere Adriatico l'altro giorno e in effetti io voglio bene a tutti, sono un francescano, ragazzi, voglio bene anche a quelli della Lega che non sono più della Lega, che sono usciti dalla Lega per andare in Forza Italia perché pensavano di essere eletti nelle Marche e sono stati trombati. Il karma non perdona, titola il Corriere Adriatico.it. I transfughi della Lega restano tutti a spasso. I 6 consiglieri passati a Forza Italia e a Noi Moderati non sono stati eletti. La fatua del Carroccio su Biondi e Acciarri, scappate a ridosso del voto. Ripeto, li vogliamo bene perché molti di questi sono amici, mi sono venuti a trovare tante volte al gazebo di Radio Libertà a Pontida, li abbiamo ospitati negli scorsi anni qui a Radio Libertà, Lindita Elezi, Mirko Bilò, Marco Marinangeli, la Monica Acciarri, la Chiara Biondi, assolutamente sì, erano consiglieri regionali della Lega nelle Marche che hanno fatto il salto della quaglia, sono andati in Forza Italia o in Noi Moderati e sono stati trombati. Oh, li vogliamo bene? Assolutamente sì. A proposito di Lombardia, signori, Piazza Maggiore, gazebo informativo, siamo a Martinengo in provincia di Bergamo, arriva Massimiliano Romeo questa domenica 5 ottobre tra le 9 e le 12:30. Massimiliano Romeo, il capogruppo della Lega al Senato. Se siete in zona Bergamo, Martinengo, gazebo informativo che riguarda la Carta Lombardia Agenda Nord. Contribuisci al miglioramento del tuo territorio. L'abbiamo firmata in molti a Pontida e si prosegue la firma nei gazebo della Lega in queste settimane. Se vi trovate in zona Bergamo, Piazza Maggiore, Martinengo, questa domenica 5 ottobre dalle 9 alle 12:30 arriva Massimiliano Romeo. Me ne vado, d'accordo, me ne vado, sì, è arrivato il momento e poi arrivano gli altri, ragazzi, e Piatorico Micifico, la controinformazione di Radio Libertà anche quest'oggi vi sfiora e speriamo vi resti in testa che dovete andare su Facebook, su YouTube, schiacciare il tastino condividi alle tante trasmissioni
che ci sono su Radio Libertà e spedirle a parenti, amici o condividendole sulla vostra pagina Facebook dicendo: senti un po' cosa hanno detto a Radio Libertà? Da Sammy Varin è tutto, grazie Natalia per la pazienza. Ci ritroviamo, è una minaccia, lunedì alle 7:30.